Mercoledì 31 maggio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Gazzettino di Belluno, in questo caso notizia in primo piano che riguarda i lavoratori, una indagine della Guardia di Finanza, notizia a piena pagina, lavoratori in nero nei supermercati. La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di stranieri che arrivavano nei negozi bellunesi attraverso cooperative. Ingaggiati a nero da cooperative del sud e poi ceduti come lavoratori somministrati, ovvero in affitto, ai supermercati che li impiegano per rifornire di merci gli scaffali. Le Coop fatturano regolarmente il servizio al supermercato di turno, ma i lavoratori sono senza contratto, ovvero totalmente in nero. Vittime di un business sul quale sono stati accesi i fari degli inquirenti sono gli immigrati, prevalentemente pakistani. Ne sono stati trovati ben 10 in 2 supermercati dell'immediata periferia di Belluno, tutti alle dipendenze di altrettante cooperative, una di Napoli e una di Roma. La scoperta dalla Guardia di Finanza di Belluno nell'ambito di una serie di controlli in diversi esercizi commerciali. Complessivamente sono stati scovati 17 lavoratori a nero e 8 irregolari, 5 invece i locali segnalati all'Ispettorato del Lavoro al fine di avviare la sospensione della attività. La foto di copertina: Davide Bristot era deceduto dopo una visita in ospedale, morto a 18 anni, inchiesta archiviata. Davide Bristot morì appunto dopo una visita al pronto soccorso 2 anni fa. L'approfondimento di Longhi a pagina 8, lo avete sentito comunque dal richiamo di questa foto di copertina, l'inchiesta è stata archiviata. Al pago in 15 giorni sbranate 79 pecore, Pieve ruba un assessore al Consiglio di Valle. Debutta oggi la nuova amministrazione comunale di Pieve di Cadore. Alle 18.30 è convocato il primo consiglio comunale della sindaca Sandi Manusci. Nessuna indiscrezione è uscita dal palazzo in questi giorni di vigilia sulla composizione della giunta, salvo a scoprire ieri che ci sarà un assessore esterno. Si tratta di Matteo Toscani, ex sindaco di Valle, già assessore a Pieve e consigliere di minoranza a Valle, ruolo al quale ha rinunciato ieri. Rifugi quasi pronti, aumentano gli stranieri, domani il Coldai, poi tutti gli altri il treno del giro, notizia dedicata alla riapertura dei rifugi prossimi per la stagione estiva. L'anniversario, il Nuvolau sta per compiere 140 anni, festa consalita dal centro di Cortina. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: ciclismo, torna dopo 60 anni in centro a Belluno il traguardo del Giro del Piave, il libro Le apparizioni mariane nel 1937 a Voltago raccolte da Mario Fornaro, e un richiamo che riguarda la nostra associazione Bellunesi nel Mondo, Assemblea ABM, pensare al rientro degli emigranti. Sabato in Sala Bianca a Belluno si riunisce l'Assemblea, al centro del dibattito i flussi di rientro dei discendenti degli emigrati, in questo caso bellunesi. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso notizia in primo piano riferita alla scuola bellunese, via libera alle mini classi, salvate tutte le scuole. Deroghe sui numeri, il caso limite di Cesio, la prima elementare confermata con solo 7 alunni, il corso professionale del mobile parte con 8 iscritti, 9 alla media di Tambre. L'approfondimento di Dallanese a pagina 15. Belluno, cronache, muore in casa per una caduta trovata dopo 3 giorni. Dramma della solitudine in via Agosti, la donna aveva 95 anni, l'allarme è stato dato dai vicini. L'approfondimento a pagina 18. I controlli, camerieri in nero, 3 locali chiusi dalla finanza, si parla anche di lavoro nero in questa edizione del Corriere delle Alpi. Il Gazzettino ne ha parlato in merito ad alcuni lavoratori che prestavano il proprio servizio a nero in diversi supermercati della provincia di Belluno. In questo caso invece si parla di camerieri. La Mon stangata rifiuti, rincari del 40% nelle bollette delle famiglie. Continuiamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi. Prospettive, Gruppo Castello punta forte su Pedavena, nuove linee, trattative per vendere a una multinazionale lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro. Continuiamo con la prima pagina del Corriere, foto di copertina: turismo, Auronzo, una folla insostenibile alle 3 cime, limiti alle auto, Auronzo studia la sosta su prenotazione dal 2024. Per lo sport bellunese, calcio, Serie D, Dolomiti lascia il vicepresidente della Vecchia. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita
Alle notizie di carattere nazionale e internazionale poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, l'intervista a Romano Prodi. Il governo Meloni punta a prendersi tutto, questo è autoritarismo. L'ex premier, l'informazione si sta trasformando in un monopolio della destra, la vittoria alle comunali, la maggioranza sa governare meglio di altri le paure. Queste alcune dichiarazioni. Schlein, segretario del PD, è stato un autogol aver giustificato chi ha contestato Roccella, protesta inammissibile. Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, in una tragedia come questa chi può fare meglio del governatore e il commissario? L'esecutivo agli esteri più americano e all'economia il più bruxellese, ma sul resto litigano. I fantasmi di Elli, dopo il flop elettorale la segretaria Dem annulla la missione a Bruxelles e tensione nel partito, resa dei conti la prossima settimana in direzione. Siamo a pagina 4, Meloni apre sul fisco, prezzi e pensioni, i sindacati si dividono in notizia di carattere economico, la Premier riceve le organizzazioni, previdenza, rischio, bomba sociale. Frenata sulla Corte dei Conti, governo verso la retromarcia sulla riduzione dei poteri ai magistrati contabili, Fitto vuole tirare dritto, ma i dubbi del Colle inducono l'esecutivo alla cautela. E continuiamo con invece un approfondimento riferito a quanto accaduto a livello ambientale in Emilia-Romagna, Mattarella in Romagna, non sprechiamo tempo, Mantovano convoca i sindaci, questa la visita del Presidente della Repubblica appunto in Emilia-Romagna. Attualità, l'invasione dell'Ucraina, fatti di cronaca internazionale, droni su Mosca, attacco a sorpresa nel cuore della capitale russa, colpiti 3 palazzi, l'ira del Cremlino, Kiev vuole intimidirci, saremo costretti a reagire. Notizia adesso dalla regione, la sottile linea rossa, notizia che ci porta a Vicenza, da Torino a Udine, sull'asse dell'autostrada A4, la ricetta Dem ferma il vento di destra, possa mai il neoeletto sindaco del comune di Vicenza, partiamo da ciò che ci unisce, l'offerta del centro-sinistra non è chiara. Ed è questo l'asse dei sindaci dell'A4, parliamo ovviamente dell'autostrada A4, Stefano Lorusso, per quanto riguarda Torino, Giuseppe Sala per quanto riguarda Milano, Giorgio Gori Bergamo, Brescia Laura Castelletti, Verona Damiano Tommasi, Rovigo Edoardo Gaffeo, Vicenza il neoeletto Giacomo Possamai, continuiamo con Padova con Sergio Giordani, Udine Alberto Felice De Toni. Sempre dal Veneto la politica, Borona, Caner e Calzavara, 3 leghisti insolventi, se non pagano l'arretrato niente voto al congresso, l'accusa a Stefani, l'arbitro che decide le regole per giocare e vincere, la replica scelta in linea con quanto prescrive il nostro regolamento. Notizia quindi che riguarda il partito politico della Lega, in questo caso in Veneto. Allarme a Peschiera, siamo in provincia di Verona, paura per l'annunciato raduno trap sul Garda, già segnalati 7 ragazzi, l'annuncio su TikTok per venerdì 2 giugno, come un anno fa la sindaca ha chiesto aiuto alle prefetture e alle questure. Crack delle popolari, siamo a Vicenza, Banca Popolare di Vicenza, Procura Generale ricorre in Cassazione. E ancora nel veronese, donna mummificata, il figlio tenta il suicidio. Ha cercato di farla finita ferendosi con un coltello Bernardo Rossi, 61enne, che ha tenuto in casa per almeno 5 anni il corpo della madre Helga Erbach, continuando ad incassare la pensione. L'uomo, che in questi giorni soggiornava in un albergo in provincia, si sarebbe inferto alcuni tagli ai polsi e poi avrebbe chiamato le forze dell'ordine. Movimento 5 Stelle, Erika Baldin, il rispetto della legge 194 per valutare i DG delle USL. Ma continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 15, il mondo dell'istruzione, crollo di iscritti e di classi alle elementari, ma il provveditorato salva tutte le scuole. La primaria di Cisio al via con solo 7 iscritti, confermati il professionale del mobile con 8 studenti, le medie di Tambre con 9. Fasce di complessità modificate, riconosciuto il disagio montano, definiti a livello nazionale i criteri per la classificazione degli istituti, il contratto integrativo prevede aumenti in busta paga per i presidi. Sono soddisfatte in questo modo le nostre realtà saranno meno penalizzate rispetto ad oggi. Questa è la dichiarazione di Lorella Benvenu, segretaria della CISL Scuola di Belluno e Treviso. Si parla di turismo a pagina 16, prettamente ad Auronzo di Cadore, folla insostenibile alle 3 cime, la sosta sarà su prenotazione. Lo studio sui dati telefonici, punte di 13.000 presenze al giorno, Fondazione UNESCO chiede limiti, il sindaco dall'estate 2024. Lavoro tra altoatesini, veneti, friulani e trentini, dalle cartine cartacee al portale geologico, nasce Dolomiti Geo Trail.
E adesso siamo a pagina 17, gli eventi predatori, lupi, predazioni in calo, ma resta il nodo indennizi. Il sistema regionale prevede risarcimenti completi solo per i capi uccisi, Coldiretti chiede che venga alzata la percentuale per i danni indiretti. E vediamo appunto gli eventi dei predatori, trovate un grafico a pagina 17, vediamo che il picco è stato registrato nel comune di Auronzo di Cadore, seguito dal comune di Belluno e anche dal comune di Feltre. Zone meno interessate sono Santa Giustina, Quero Vas, Santo Stefano di Cadore. Continuiamo con pagina 18, dramma della solitudine nel capoluogo bellunese, cade dalle scale e muore trovata dopo 3 giorni. Dramma della solitudine in via Agosti, la donna aveva 95 anni, l'allarme dato dai vicini, intervento della polizia. L'hanno ritrovata senza vita ai piedi della scala di casa, forse scivolata, forse caduta in seguito a un malore. Bice Giovanna Pomarè, 95 anni, era lì in casa senza vita da circa 3 giorni, nell'abitazione viveva da sola e l'allarme lunedì pomeriggio l'hanno dato alcuni vicini di via Agosti. Questi si erano in effetti insospettiti del fatto che era un po' che non vedevano in giro la signora e che non rispondeva e hanno avvertito la polizia. La zona dove la 95enne abitava è quella di Baldenicchi in via Agosti. La questura ha inviato subito una volante intorno alle 16:15. Gli operatori hanno dovuto rompere l'ingresso perché dall'interno nessuno rispondeva, così sono potuti entrare insieme ai sanitari. Per la povera donna non c'era ormai più nulla da fare, era deceduta da alcuni giorni, si ritiene almeno 2 o 3 stando alle condizioni in cui era il corpo dell'anziana. La 95enne era originaria del Comelico, nata a Santo Stefano di Cadore, non ha figli, si stavano cercando alcuni nipoti ai quali affidare il corpo per il funerale e la sepoltura. L'iniziativa, rimaniamo nel capoluogo con 2 notizie, giochi, cucina e tanti premi con il GAB a Salce. Castione, una festa etnica per raccogliere i fondi per l'asilo. Continuiamo con pagina 19, fatti di cronaca, scaffalisti in nero per 2 cooperative, controlli della finanza nella grande distribuzione e nella ricettività, una decina di extracomunitari sfruttati, indagini in corso. Le ditte di Roma e Napoli, nel mirino reclutamento in loco e sfruttamento. Notizia di cui abbiamo dato approfondimento leggendo il Gazzettino di Belluno. Continuiamo con pagina 21, energia, grandi derivazioni, Lorenzoni chiede l'avvio del confronto, il portavoce dell'opposizione in regione sottolinea che mancano dei passaggi e invita la giunta veneta ad aprire un percorso partecipato con gli enti locali. Belluno, il processo, farò volontariato, amministratore evita la condanna. Emigrazione, ABM in assemblea sabato mattina, si avvicina il momento più rilevante dell'anno per l'Associazione Bellunesi nel Mondo. L'appuntamento è sabato prossimo a Belluno con la 59esima assemblea dell'associazione. Il rendezvous più importante dell'anno si svolgerà nella Sala Bianchi del capoluogo bellunese con inizio alle ore 10. Oltre all'approvazione della relazione morale che verrà fatta dal presidente dell'ABM Oscar De Bona e del bilancio consuntivo 2022 e di quello preventivo 2023 esposti dal tesoriere Paganin, verrà data voce alle famiglie bellunesi presenti nel territorio provinciale italiano e all'estero. Pagina 22, Feltre, il gruppo Castello punta forte su Pedavena, la storica fabbrica cuore dell'attività, notizia in questo caso che ci porta nel comune di Pedavena, trattative per vendere a una multinazionale lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro, sarà salvaguardata la forza lavoro. Sempre dal Feltrino si sostituiscono 150 lampioni tra Fara, Traversere e l'area peschiera, prosegue il miglioramento dell'illuminazione pubblica, buona più attenzione agli utenti e risparmio in bolletta. Fonzaso, 6 rinviati a giudizio per la bancarotta SAP, il processo a febbraio. Omicidio alla stazione, siamo all'Ano Fener, riesame negativo, Pedro Dominguez rimane in carcere. Sempre da Feltre, dal Feltrino Lamon, stangata sui rifiuti, l'aumento del 40% del costo del servizio schizza a 531.000 euro. Il sindaco Maccagnana, c'erano sindaci che spingevano per penalizzare negozi e seconde case, abbiamo cercato di mediare. Questa è la tariffa domestica per quanto riguarda i cittadini del comune di Lamon. In base ai componenti del nucleo familiare si parte da 76,87 euro per una persona fino a 193,56 per più di 6 persone. Rimaniamo alla Mon, riabilitazione, cantiere avanti tutta, a settembre il ritorno dei pazienti, sopralluogo sull'altopiano del commissario dell'USL numero 1 Dalben che ha incontrato i sindaci. Borgo Valbelluna, pagina 25, imposta di soggiorno via libera in consiglio, risorse destinate alla crescita turistica, tariffa per pernottare da 50 centesimi ad €1, l'opposizione contesta, pensiamo a portare più gente.
Notizia di spalle, Limana, cittadinanza onoraria ai minorenni stranieri. E continuiamo con Limana, variazioni al bilancio e convenzioni in consiglio. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'approfondimento in merito all'improvvisa morte di Davide Bristotti, ragazzo deceduto a 18 anni. Morì nella notte a 18 anni dopo la visita in ospedale. Il GIP archivia l'inchiesta. Non si saprà mai perché è morto Davide Bristotti. Il fascicolo per omicidio colposo a carico del medico del pronto soccorso del San Martino è stato archiviato dal GIP. Dopo la terza richiesta di archiviazione da parte del PM Simone Marcon, la famiglia del 18enne di Sedico ha rinunciato a una nuova posizione. L'avvocato Tartari ha ricevuto l'indicazione di non procedere e il collega della controparte Paniz ne ha preso atto. Longarone, palestra di Roccia e municipio, finanziati i prossimi cantieri, le risorse dell'avanzo di amministrazione destinate a progetti sugli immobili. A Palazzo Mazzolà già partito l'intervento di manutenzione straordinaria. Gli alloggi dell'ex asilo della frazione di Igne ospiteranno OS dell'azienda speciale. Ponte nelle Alpi, il diario della Polizia di Stato per gli alunni delle elementari, e ancora a San Vigilio il Palio di Alpago riparte dalla frazione di Farra. Notizia dalla Gordino, Agordo, gestione del nido in perdita, deciso il rincaro delle rette, la tariffa del tempo pieno arriverà a €490 per i residenti con ISEE più alto, stangata per i non residenti con redditi alti, il part-time passa da 335 a €396. Canale d'Agordo, giuramento questa sera per il sindaco Murer. Agordo, giorni intensi per i volontari in Romagna, vediamo le vite distrutte dal fango. Fabio Zasso rientra oggi con i conterranei della Protezione Civile, Mauro Farenzena e Francesco Daiprà. Alleghe, lavori al Palaghiaccio, parte l'iter dell'appalto. Passiamo a Cortina con pagina 28, il governo accelera sui lavori un nuovo decreto per i fondi. Alla cabina di regia Zaia sollecita più comunicazione social sulle Olimpiadi, navette dalla fiera di Longarone entro l'anno il cantiere a servizio dell'hub. E sempre da Cortina 2 giovani impiegati nella cura del territorio. Domeggia l'ex casermetta e il centro operativo di protezione civile. Ancora da Cortina, centralina sul Boite, il progetto va alla via. Pieve di Cadore, Manusci arruola Matteo Toscani, assessore esterno ai lavori pubblici. Domenico Chiesa, scelto come vice sindaco. Stasera alle 18:30 il consiglio comunale di insediamento. E vediamo in questo scatto la sindaca Cindy Manusci, Domenico Chiesa appunto neo vice sindaco e l'assessore esterno Matteo Toscani di Valle di Cadore. E a proposito di Valle, sondaggi sulla ciclabile per la variante ANAS, lavori in dirittura. Calalzo, festa della famiglia domenica in Aiernola. Ancora dal Cadore, Pieve di Cadore, le incisioni degli alunni in mostra al Cosmo. Domegge, sfide per grandi e bimbi con Spartan Warriors. Dalla rubrica Cultura e Società, Paolo Portoghesi, 1931-2023, dall'invenzione del postmoderno alla Biennale, addio all'architetto che dava vita alla visione. Direttore e poi presidente negli anni '80, ha portato la sua ispirazione all'istituzione nel momento più difficile. Vediamo appunto 2 scatti, uno a Venezia nel 1986 e a Roma nel 2014. Siamo alla rubrica Giorno e Notte. Samantha, penna prolifica, pronta la trilogia fantasy, esce a cadenza annuale. Quero Vas, il festival, incontri, spettacoli, arte, da Segusino parte la giusta distanza. Sport bellunese, calcio Serie D della vecchia lascia il CDA della Dolomiti, il progetto ha preso una piega diversa. Calcio di eccellenza, il Cavarzano cambia nome, ha aggiunto Belluno nel logo, c'è il sì di Mister Ferro. Calciomercato, Dino Darold vicino alle gemelle di terza, tris di Bellunesi verso Conegliano. Calcio a 5B, canottieri, l'ansia di capitano Olona serve la grinta vista sabato a Ischia. Per quanto riguarda l'hockey, coach Fontana lascia l'Alleghe e potrebbe accettare il Feltre. Ciclismo, Giro del Piave, da Seren a Belluno in 130 km. Altre notizie brevi che riguardano lo sport: venerdì 2 giugno Feltre, Rugby Day per chiudere la stagione, ci sarà il nuovo allenatore. Karate, il Dolomiti fa il pieno di medaglie a Caorle. Nuoto, il Master Bellunesi 11 volte sul podio nel trofeo Giunone in vasca a Caldiero. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.